qui con la coppia di presidenti del Merlo Calcio A5, oggi vincente contro il Sant'Isidoro Bagheria. Un saluto a Wilson Merlo e Raffaella Sansone. Un saluto qui a Wilson Merlo e Raffaella Sansone, che hanno visto i propri ragazzi oggi portare a casa 3 punti importantissimi che proiettano la squadra in zona playoff. Sì, vai. Allora, è stata una partita era importante, è stata una settimana importante e soprattutto oggi con l'assenza del mister per cause, diciamo, aveva la febbre oggi il mister e non poteva venire, quindi oggi è stata una partita che all'ultimo si è riservata complicata perché non sapevamo come gestirla. Devo dire che i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo avuto Bongiovanni che ci ha dato una grande mano insieme a Rizzuto, perché noi non siamo mister, quindi noi ci mettiamo solo nel lato presidenziale. Ma tutto sommato è stata una gara bella, che portiamo a casa 3 punti molto importanti. Non guardiamo il lato della classifica, ok, siamo ai playoff, ma l'obiettivo per adesso rimane sempre la salvezza. Questa è un'importante vittoria, soprattutto in fase di scontri diretti. I ragazzi hanno affrontato la partita in maniera esemplare. Volevo dare un piccolo extra al nuovo acquisto che è Paolo Di Cara, che viene dall'Atletic, un ragazzo che oggi ha fatto praticamente una partita perfetta al suo primo incontro, all'esordio con i ragazzi. Quindi erano 3 punti fondamentali. Dopo la sconfitta contro il Palermo c'era un po' di amarezza, perché comunque sia i ragazzi, il nostro obiettivo è la salvezza, ma abbiamo una squadra coesa che sta facendo bene, e quindi poi con tutte le problematiche di oggi, che il mister purtroppo non è potuto venire, c'era un pochino di tensione iniziale, però abbiamo affrontato la partita al meglio, quindi sono soddisfattissima del risultato. Facciamo i complimenti ai nostri avversari, è un in bocca al lupo. Insomma, dedichiamo questa vittoria al mister che non è venuto, sicuramente magari si sentiva un pochino in colpa, però è andata bene, quindi meglio così. La febbre lo ha penalizzato.